Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è sceso a Roma per partecipare alla conferenza delle regioni e province autonome convocata dal presidente Massimiliano Fedriga alla presenza del ministro Roberto Calderoli. Oltre al tema nazionale dell'autonomia differenziata, le province autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto al governo il rispetto delle competenze speciali, il ripristino della sfera di legislazione di tutte le competenze già in essere, la possibilità di ampliare e migliorare i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome. Questi sono i punti salienti che vogliamo portare a un tavolo istituzionale con il ministro, spiega il presidente della provincia autonoma di Trento al termine della prima conferenza delle regioni e province in presenza dopo la pandemia, con la partecipazione appunto anche di Calderoli. Oggi alla conferenza Stato-Regioni si è parlato di autonomia differenziata, però come provincia autonoma di Trento e di Bolzano abbiamo voluto porre l'attenzione anche su qualche caso in cui le prerogative dell'autonomia speciale, sia da parte degli uffici statali che da parte anche delle varie sentenze che ci sono state della Corte Costituzionale, non tengono conto delle competenze primarie in alcune materie dei nostri territori. Quindi abbiamo chiesto che in una revisione generale della materia dell'autogoverno a livello nazionale vengano prese in considerazione anche le tutele dovute e doverose delle competenze delle nostre autonomie. Alcuni uffici statali non tengono ancora conto delle prerogative delle speciali, ha concluso Fugatti. Noi abbiamo chiesto in una revisione generale che vengano prese in considerazione le tutele dovute e doverose delle competenze delle nostre autonomie.